Mister Mauro Zironelli, 1-0 sul campo del Conegliano, buona la prima. Sì, certo, anche perché, come si suol dire, i tabù sono fatti per essere sfatati. Erano 9 stagioni che Ciallins non riusciva a vincere prima del campionato, o meglio, una volta l'aveva vinta, però poi l'ha persa a tavolino, quindi siamo felicissimi perché non è una partita facile, perché è una squadra tosta che ci ha dato del filo da torcere e non era semplice per le condizioni del campo, perché era comunque le stesse condizioni per tutte e due le squadre, però facevamo fatica a mettere giù palla, a giocare, però siamo riusciti a sbloccare con Jack Marangon, che si è presentato subito bene e ci ha fatto vincere. Jack Marangon è questo, rischi di non vederlo per qualche tratto della partita, ma poi negli ultimi 16 metri fa gol. Certo, è importante che ce l'abbiamo noi, ce lo teniamo stretto, è un giocatore che dà sempre tutto, e quindi i compagni sono ovviamente contenti di giocarci insieme, e se c'è da farsi una corsa in più la fanno, perché sanno che poi c'è la possibilità di divertirsi, quindi piano piano stiamo crescendo, tutta la squadra, è questo che stiamo facendo in questo periodo, e bisogna cercare di portare a casa il massimo. Oggi ci siamo riusciti, adesso dobbiamo pensare subito a domenica. Anche chi è entrato, mister, ha dato il suo contributo, penso davanti a Camara e Glamocanin, che non hanno fatto rimpiangere proprio Silenzio e Marangon. Perché era comunque una partita dove si entrava in lotta su contrasti, su seconde palle, su rimpalli, quindi non era semplice. Siamo stati bravi a non concedere niente e fino alla fine siamo stati veramente bravi su questo aspetto, e siamo migliorati su qualche fase difensiva che prima non eravamo messi tanto bene, quindi era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi lo sapevamo che era una partita strana la prima, però abbiamo saputo ribattere colpo su colpo, e faccio i complimenti a tutti.